Oggi vi porteremo in un viaggio virtuale attraverso l'Emilia-Romagna, una regione italiana ricca di storia, cultura e bellezze senza tempo. Prima di iniziare, vogliamo precisare che questo video non è una classifica, ma una selezione basata su alcuni parametri specifici. Immergiamoci nelle bellezze dell'Emilia-Romagna. Se avete già visto il nostro video dedicato a Bologna, sapete quanto questa città sia un vero tesoro. Se vi siete persi quella meravigliosa avventura, non preoccupatevi. Troverete il link in alto a destra e nella descrizione qui sotto. Oggi faremo un breve, ma affascinante tour attraverso le bellezze di Bologna. Iniziamo il nostro viaggio a Piazza Maggiore, il cuore pulsante della città. La fontana del Nettuno si erge con maestosità, mentre l'imponente basilica di San Petronio domina il panorama, con la sua imponenza gotica. Per un'atmosfera di spiritualità e storia millenaria, immergiamoci nella bellezza della Basilica di Santo Stefano, che secondo la tradizione è composta da 7 chiese, che simboleggiano le 7 tappe del viaggio di San Pietro a Roma. Ma Bologna non è solo arte e architettura. È anche una città di cultura e di sapere, che vanta la prima università d'Europa, fondata nel 1088, e che ancora oggi ospita migliaia di studenti da tutto il mondo. E non dimentichiamoci della gastronomia, che ha reso famosa Bologna in tutto il mondo. Chi non conosce le lasagne? E poi i tortellini. La mortadella. Il ragù alla bolognese. E per concludere il nostro tour, non possiamo non ammirare le 2 torri, il simbolo di Bologna, che secondo una leggenda furono costruite da 2 famiglie rivali per dimostrare il loro potere e la loro ricchezza. Questo è solo un breve assaggio delle meraviglie che Bologna ha da offrire. E ora ci spostiamo a Ravenna, un gioiello che custodisce il ricco patrimonio dell'arte bizantina. Preparatevi per un tuffo nel passato, un passato fatto di mosaici scintillanti e splendida architettura. La Basilica di San Vitale è un capolavoro, con i suoi mosaici che narrano storie millenarie. Adiacente a questa, il mausoleo di Galla Placidia, un piccolo scrigno di splendore artistico. Ravenna è anche la casa di 2 incredibili battisteri, il Neoniano e l'Ariani. Queste strutture, con i loro interni ornati, sono testimonianza dell'eleganza e della maestria artistica di un'epoca passata. E non dimentichiamo il mausoleo di Teodorico, un'imponente struttura che ci ricorda il potere e la grandezza dei re Goti. Ravenna è davvero un museo all'aperto, dove ogni passo racconta una storia millenaria. Continuiamo il nostro viaggio attraverso l'Emilia-Romagna, dirigendoci verso Ferrara, un gioiello medievale immerso nella storia e nell'eleganza. Ferrara è stata la capitale degli Este, una delle famiglie più potenti e influenti del Rinascimento, che ha lasciato un'impronta indelebile sulla città. Al centro della città incontriamo il maestoso Castello Estense. Questa imponente fortezza, circondata da un fossato, ci trasporta indietro nel tempo. Qui si svolse la celebre storia d'amore tra Lucrezia Borgia e Alfonso I d'Este, che fecero di Ferrara una corte rinomata per la sua cultura e il suo mecenatismo. Percorrendo le strade, ci imbattiamo nel Palazzo dei Diamanti, un capolavoro rinascimentale con la sua caratteristica facciata a diamante. Il Duomo di Ferrara, dedicato a San Giorgio Martire, è un'altra tappa imperdibile. Ammirate gli affreschi e lasciatevi avvolgere dalla sacralità di questo luogo. Il Duomo è un esempio di stili diversi, che vanno dal romanico al gotico al barocco, e che testimoniano le trasformazioni della città nel corso dei secoli. Infine,
Il Palazzo Schifanoia ci delizia con i suoi affreschi che narrano storie mitologiche e astrologiche. Gli affreschi sono un capolavoro di arte e simbologia, che rappresentano le stagioni, i segni zodiacali, le divinità e gli eventi della corte. Ferrara è davvero un viaggio nel passato, una città che custodisce tesori in ogni angolo. Ma è anche una città romantica e letteraria, che ha ispirato grandi scrittori, come Ludovico Ariosto e Torquato Tasso. Benvenuti a Parma, dove arte, storia e sapori si fondono in un'esperienza indimenticabile. Iniziamo con il maestoso Teatro Regio, dove l'arte scenica prende vita in un'atmosfera di puro splendore. Ora dirigiamoci verso il cuore spirituale della città, il Duomo di Parma, il cui nome ufficiale è Cattedrale di Santa Maria Assunta. La sua facciata intricata è un vero capolavoro, mentre l'interno vi trasporterà in un viaggio attraverso i secoli di storia artistica. Vicino al Duomo si erge il Battistero, con la sua maestosità romanica, una testimonianza di ingegneria e arte che lascia il segno. E ora entriamo nella Galleria Nazionale, un tesoro d'arte custodito nel sontuoso Palazzo della Pilotta. Opere di maestri del Rinascimento vi accolgono in un viaggio attraverso l'espressione artistica di Parma. Ma il nostro viaggio non finisce qui. Il Palazzo della Pilotta stesso è una testimonianza del passato, una struttura imponente che racchiude musei e storie da esplorare. E per chiudere con un tocco di serenità, immergetevi nel verde lussureggiante del Parco Ducale. Parma, una sinfonia di arte, cultura e bellezze naturali che vi lascerà senza parole. Ci spostiamo a Modena, una città che cattura l'essenza dell'eleganza e della storia. Prima tappa, il maestoso Duomo di Modena, un capolavoro di architettura gotica. Il Duomo, insieme alla Torre Ghirlandina e alla Piazza Grande, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, per il suo valore artistico e culturale. La Torre Ghirlandina si erge fieramente nel cuore della città, offrendo una vista spettacolare su Modena. Immaginatevi qui, a guardare l'orizzonte, mentre il passato si fonde con il presente. E ora, dirigiamoci al Palazzo Ducale, una reggia che racconta storie di potere e cultura. I suoi giardini incantevoli e le sale sontuose ci portano indietro nel tempo, regalandoci un assaggio della vita aristocratica. Il palazzo fu la residenza dei duchi di Modena, che lo fecero costruire nel XVII secolo e che lo arricchirono di opere d'arte e di arredi preziosi. Ma Modena non è solo arte e architettura. È anche una città di musica e di gastronomia, che ha dato i natali a grandi artisti, come Luciano Pavarotti, e a prodotti tipici, come l'aceto balsamico. Potete anche provare altre specialità locali, come tortellini, gnocchi fritti e lo zampone di Modena IGP, che vi faranno apprezzare la cucina modenese. Ora ci dirigiamo verso San Leo, un gioiello affacciato sulle colline dell'Emilia-Romagna. La sua imponente rocca, incastonata su uno sperone roccioso, cattura subito lo sguardo e la fantasia. Esploriamo la Pieve, un piccolo gioiello di architettura romanica. Questo antico luogo di culto trasuda storia e spiritualità, offrendo una vista impressionante sulla campagna circostante. Il Duomo di San Leo è un altro tesoro architettonico da non perdere, con la sua facciata elegante e i suoi affreschi. Continuiamo il nostro viaggio esplorando Brisighella, un borgo incantevole che sembra uscito da una fiaba. La Rocca Manfrediana, che domina l'orizzonte, ci dà il benvenuto in questo angolo suggestivo dell'Emilia-Romagna.
Perdersi nella Via degli Asini è un'esperienza unica. Questa stradina lastricata, circondata da colorati edifici medievali, ci trasporta indietro nel tempo, creando un'atmosfera magica. Il torrione dell'orologio è un altro simbolo di Brisighella. La sua presenza maestosa ci ricorda la storia intrigante di questo borgo, mentre ci regala una vista spettacolare sulla campagna circostante. E infine, immergiamoci nella serenità del santuario del Monticino. E così, giungiamo alla fine del nostro viaggio attraverso alcune delle meraviglie dell'Emilia-Romagna. Ricordate, quello che avete visto oggi è solo un assaggio di ciò che questa regione incredibile ha da offrire. Vi abbiamo mostrato Bologna, Ravenna, Ferrara, Parma, Modena, San Leo e Brisighella. Ma non possiamo dimenticare altre perle nascoste come Bobbio, Comacchio e molte altre località, ciascuna con la sua unicità e bellezza. Se questo viaggio vi ha incuriosito, esplorate ulteriormente e scoprite le gemme meno conosciute che rendono l'Emilia-Romagna un tesoro da scoprire. Lasciate un like e condividete l'esistenza del canale. Non dimenticate di iscrivervi. Grazie per essere stati con noi oggi. Ci vediamo nel prossimo video, pronti per esplorare sempre più il nostro incredibile pianeta.